perché. Vi spiego, l'anno scorso ho avuto il piacere di presentare insieme ad Antonella durante una serata un piccolo metto per la prima volta. Eravamo in una piazza, era una festa di piazza ed è venuto lì, no? L'abbiamo visto, vi ho detto ma vediamo un pochino e l'abbiamo presentato. Ad oggi sono particolarmente contenta perché quella è stata la prima volta che lui è salito sul palco e oggi dovete sapere che è la prima volta che canta da quando è uscito il suo primo lavoro discografico. Io sono particolarmente contenta di questa cosa perché sapevo che ce l'avrebbe fatta e so soprattutto che ce la farà perché è davvero bravo, ne voglio parlare direttamente con lui. Fate un applauso forte per Gioele! Ma forte, forte! Dopo te lo dico a te. Buonasera a tutti, ciao Mary. Gioele, come stai? Tutto bene, tu? Tutto bene, innanzitutto auguri, facciamogli gli auguri forte! Che finalmente ieri è uscito Il mio lavoro discografico. come si chiama, diciamolo? Come per magia. Come per magia, perché è stata una magia un po'. Sì. Così piano piano tu, piano piano, in silenzio, sei andato, sei cresciuto e hai realizzato un piccolo sogno, perché noi speriamo, ti auguriamo che tutti i tuoi sogni si avverino, perché sei bravo e lo meriti. Grazie. Avete capito cosa ha fatto in brevissimo tempo questo momento qui? Facciamogli un altro applauso, su via, forte, 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 forte. Oh, Grazie. e ora stasera cosa ci faresti dire? 2 brani che saranno incisi nel mio lavoro discografico Sì. che si intitolano Ragazzina Sì, e Mamma. questo è dedicata alla mamma. Sì. Stavo vedendo bene. Non glielo diciamo a nessuno. È un segreto, va bene? Sì. Sì, dai Gioele, facci sentire, ancora un applauso! Iniziamo il primo brano, Ragazzina. Un brano scritto da Pino Fiorello. Sì!
Passiamo al prossimo brano, Mamma. Questa canzone la voglio dedicare a mia mamma che la voglio tanto bene.